Sono molto contento anche perché sono amico sia di Giuliana che di Redis, li conosco da molti anni e credo che sia un premio meritatissimo per tante ragioni. Innanzitutto per la loro dedizione al loro locale, ai loro clienti e questo ha a che fare con la qualità dei prodotti che scelgono per cucinare i loro piatti meravigliosi. E poi perché fanno rivivere un borgo che senza di loro sarebbe solo. Ecco, quindi il merito di questi ristoratori che in zone non facilmente accessibili riescono a mantenere viva una tradizione attirando persone che vanno a visitare anche quelle località che magari non andremmo a visitare se non ci fosse un ristorante, loro hanno fatto anche questo, quindi un merito in più che andava riconosciuto. Ma ogni giorno, quando vediamo anche la nostra clientela, che arriva veramente da lontano, ha ragione il Presidente, ma e dopo cominciano anche veramente a chiedere cosa c'è qua, a Meduno, nelle vallate e tutto quanto. Perciò farli arrivare là da noi è sempre emozionante, è sempre tanto. Dopo magari veniamo a capire, a sapere anche chi sono anche certe persone. Forse non c'è il giro d'affari che ci può essere in centro a Milano, in una grande città. Per cui da questo punto di vista siamo forse penalizzati, però ci sono anche tante altre cose in più che magari gli altri non possono avere, c'è il contatto umano, c'è il rapporto con, sì, con gli abitanti del paese, c'è la vallata che è bellissima. E un'altra cosa che volevo dire, che non ho detto prima, e che secondo me è molto importante, è che se abbiamo fatto quello che abbiamo fatto non è che l'abbiamo fatto da soli, ma abbiamo anche trovato nel nostro percorso delle persone che ci hanno aiutato e in modo particolare una persona che ci è sempre stata vicino e che lo è tuttora è la mamma di Regis, che è sempre con noi, che lei vive proprio per la cucina, per il cibo e per i piatti, anche se ha più di 80 anni viene ogni giorno da noi, ecco, ed è un grazie particolare che voglio fare anche a lei perché sarebbe giusto che fosse qui con noi oggi. Ecco. Ivan e Davide di Lato Food Lab, buonasera. Siamo un'attività di Spilimbergo che ci occupiamo di catering e di eventi, di grandi eventi. Questa sera siamo ad Art & Food a presentare i nostri due piatti vegetali. La sfera croccante di patate kimchi di carote con una crema di zucche e zenzero e una maionese alla Santoreggia. L'altro piatto invece andiamo su uno spiedino formato da più vegetali e poi passato alla brace per dare una nota un po' affumicata. Viene spennellato con una salsa al miso, quindi un fermentato, giusto per entrare nell'argomento, e terminato con due salse acidulate, una di barbabietola e una allo yogurt, quindi un altro fermentato al finocchietto. Di sicuro la cucina vegetale porta al piatto grandi colori oltre che ai sapori, quindi anche a livello visivo è molto bello da vedere, è molto colorato e quindi ti riempie di gioia farlo e utilizzarla la verdura e il vegetale. La nostra attività non presenta solo la cucina vegetale, ma siamo aperti un po' a 360 gradi, un po' su tutto. Ma Davide invece è molto più esperto e quindi abbiamo deciso questa sera di creare due piatti insieme sul vegetale e ci siamo divertiti. Se vuoi aggiungere altro. Sì, alla fine io sono un po' di parte, sono vegetariano, quindi un po' più vicino a questo tipo di cucina e quindi per me è sempre un piacere poter cucinare i vegetali e quindi riuscire a esaltare questi prodotti che sono molto interessanti e molto belli da impiantare. Il mais in questo caso diventa un cremoso di acqua di mais con dei chicchi neri che vengono fermentati sotto forma di miso. Il tutto verrà condito alla morchia, che è un condimento classico friulano, e questo piatto è stato fatto apposta per questa regione meravigliosa. L'abbinamento con il piatto dello chef Giacomello è nato diciamo, mantenendo sempre l'ingrediente, quindi la materia prima che è il mais,
andando a lavorare, visto che comunque il tema delle fermentazioni, con un metodo diciamo giapponese molto antico, che è il metodo appunto per fare il sake, quindi utilizziamo il koji. Quindi abbiamo fatto un cordiale di mais, la base alcolica arriva dal Messico, quindi abbiamo un blend di tequila mezcal e lo chiudiamo per dare una nota leggermente dolce acida con un tepache, che è appunto un fermentato d'ananas. Diciamo che la nostra amicizia e il nostro rapporto di lavoro è nato da una collaborazione che abbiamo con l'azienda Nespresso, in quanto noi siamo ambassador del caffè Nespresso, e quando loro hanno degli eventi e hanno necessità di cose ricercate, ci andiamo io e Andrea. Diciamo che il rapporto con Terry, al di là di un rapporto lavorativo, è un rapporto di amicizia, studio, ricerca, insomma la mente è molto creativa e in quanto creativo anch'io ci siamo trovati diciamo a nozze per appunto creare drink sia per eventi ma anche per altre cose belle che abbiamo fatto in giro. Allora, ovviamente avevo le aspettative abbastanza alte, ma sono state di gran lunga superate perché è una manifestazione fantastica, organizzata con tanta passione, tanta cura, perfezione e soprattutto qualità da ogni punto di vista. Ogni presentazione per me era stata una piacevole sorpresa e ogni piatto che ho degustato mi ha soddisfatto pienamente. Quello di cui sono rimasto più entusiasta anche dal mio punto di vista rispetto alle cose che mi piacciono, che al momento apprezzo di più in assoluto, è stata la presentazione di ieri sera di Terry Giacomello. Altra cosa che ho apprezzato in particolare, che non ha a che fare direttamente con la cucina o che non è per niente scontata, è la grande modestà, umiltà e il grande rispetto tra i colleghi che ho potuto osservare ad esempio nella presentazione di pasticceria di ieri pomeriggio. L'ho ammirata tantissimo, è qualcosa che mi suscita grande rispetto e ammirazione. Ovviamente ho qualche nozione per quanto riguarda la fermentazione, ma ad esempio anche il corso di stamattina relativo alle pane, all'utilizzo di pane invenduto per produrre la birra è stata una cosa molto interessante, anche tecnicamente, tecnologicamente approfondita, e quindi ho sentito tante cose che anche per me sono utili approfondimento e che ho apprezzato, e anche il corso, la presentazione di pasticceria di ieri pomeriggio è stata di grande interesse, perché la pasticceria da noi in Repubblica Ceca non ha ancora i livelli di eccellenza quali in Italia, e le migliori pasticcerie finora sono quelle italiane anche da noi, quindi abbiamo da imparare e da ammirare tante cose in questo settore. Indubbiamente la personalità che mi ha emozionato di più in questi 3 giorni di incontri è stato Terry Giacomello, e questo semplicemente perché è quello che più di tutti si avvicina alla mia idea della cucina, che è riuscito a coinvolgermi, è stato molto emozionante, entusiasmante, una persona che riesce a trasmettere una grande passione, e assaggiando il suo piatto che ha presentato sono rimasto, non ho potuto ad impedire pensieri, cercare di analizzare questa impressione, sensazione che avevo in bocca per altri 10 minuti, e quindi mi ha lasciato sicuramente l'emozione più forte, e ho cercato di parlargli e di contattarlo per poter fare un tirocinio, un stage con lui per imparare qualcosa di nuovo.